Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto la mascherina, oggi parleremo perché dell'anima gemella. Comunque, prima di questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legata del vostro Marietto e di venirci anche a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram. E se vi scappa anche un bellissimo super like, e ben accetto. Bene, perché questa parola anima gemella? Perché di solito, cioè diciamoci la realtà, fino a 70-80 anni fa molti matrimoni erano precostituiti in molte culture, anzi oggigiorno ancora in alcune culture orientali i matrimoni sono precostituiti e quindi il concetto di anima gemella era molto lontano dal nostro vivere, ma c'erano già delle culture misteriche o diciamo degli ambienti in un certo senso più evoluti, con delle anime più antiche che sapevano che esisteva questo termine, e questo termine è conosciuto molto nei gruppi misterici cabalistici. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questa anima gemella, che in questo senso viene definito fra maschio e donna, fra uomo e donna, si intende l'unione dell'anima prima, nel senso che ogni persona è una metà, cioè un uomo è una metà e l'altra sua metà perfetta è quella femminile, che in un certo senso comprimono, si amalgamano, in un certo senso completano. Quindi l'importante in una società evoluta, in un ambiente misterico evoluto, è certamente cercare l'anima gemella. Questo concetto non si può certamente fare in ambienti dove ancora le anime non sono evolute, tipo certi ambienti orientali in cui ad esempio si combinano i matrimoni quando una persona ha 14 anni con un uomo magari di 50 anni. Chiaramente in quegli ambienti ancora patriarcali, dove chiaramente si cerca di dare un futuro ai propri figli, se uno nasce povero, chiaramente questo ricerca dell'anima gemella era un pochettino abbandonata proprio perché le anime non erano ancora pronte. Però in questa società qui occidentale noi abbiamo questa grandissima possibilità di fare in modo che le persone, non diciamo più evolute, ma più sensibili, riescono a capire che devono trovare la loro metà. Ma perché questo? Perché è in funzione anche al fatto di non reincarnarsi più in questo stato fisico. Quindi l'anima gemella serve soprattutto non per avere un contatto fisico, che chiaramente è importantissimo, ma serve per completare l'anima e fare in modo che essa possa evolvervi. Quindi è inutile che voi cercate uomini e donne solamente sotto il lato materiale, perché se non trovate la vostra anima gemella in questa realtà, in questa vita, nella prossima vita dovete ripartire da zero e cercarla di nuovo. Cioè non è detto che se voi non la trovate in questa vita non siate costretti a ricercarla nella prossima. Quindi diventa un loop infinito. Già l'importante è sapere che esista. Nella Kabbalah infatti, soprattutto Crivelli ne parla benissimo nel suo libro, definisce la cosa più importante per un kabbalista, cioè riuscire a trovare l'anima gemella per completarsi e non reincarnarsi più in questo stato materiale ed evolvere come anime. Quindi lo scopo principale di cercare l'anima gemella non è tanto per condividere un bel cielo azzurro alla sera, un bel cielo rosso, ma piuttosto per completare l'anima e dargli la possibilità di evolvere molto più velocemente. Infatti in alcuni gruppi misterici, ad esempio, quando avevano la propria anima gemella per poterla proteggere, non la sposavano e la tenevano nascosta magari in un'altra famiglia, proprio per questa importantissima cosa, cioè non volevano che venisse in un certo senso scalfitta. No? Sembra un discorso un pochettino naif, però voi dovete mettervi in mente che
anni passati e almeno in Occidente non c'erano delle regole così ferree e quindi di conseguenza si proteggeva con il massimo riservo la propria anima gemella, che sia maschio o che sia femmina. Quindi l'importante è di incominciare a capire che ogni persona ha una propria anima gemella, che è quella complementare che gli serve per poter complementarsi, cioè riunirsi col cosmo e in un certo senso evolvere come anima e non tornare più in questo mondo con questa forma fisica, ma evolversi come anima. E questo quindi, quando si trova la propria anima gemella, chiaramente rende più facile anche il compito di entrare nel mondo nuovo, nel mondo a venire, quelli che tutti chiamano oggigiorno come New Age quinta dimensione, ma che nella realtà, come vi ho già spiegato in altre pillole, questa quinta dimensione è sempre esistita e i cabalisti lo sanno benissimo. Poi una cosa importante da capire, che è vero che uomo o donna cercano un compagno per la propria vita, ma è importante principalmente fare dei riti operativi per fare in modo che le forze planetarie ci aiutino non a trovare un compagno che ci paghi il viaggio, le vacanze o che ci renda dipendenti da lui, ma cercare l'anima gemella. Questo è molto importante, cari amici, mettetevelo bene in testa, che la cosa più importante su questa dimensione è cercare l'anima gemella per completare la nostra anima e uscire da questo loop infinito. Bene, cari amici, questa piccola pillola per il momento, il vostro Marietto ha finito. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!